Marco Sara dell'omonima azienda e oggi parliamo di un vino che era già presente alla corte dei re di tutta Europa, quindi un vino storico di cui in ogni nostra famiglia abbiamo sempre sentito parlare ed era il vino delle grandi occasioni. Marco, raccontaci le caratteristiche del tuo Piccolit e quali sono le cose che dobbiamo aspettarci in una piccola bottiglia ma in un grande vino. Ma allora, il Picolit, ma innanzitutto vi dico un paio di cose sul perché è così raro, no? Perché il Picolit se ne trova poco ed è veramente un po' una perla del territorio perché è molto difficile farlo. Non è difficile, è difficile farlo perché è difficile la fioritura in vigna, nel vigneto. Ha un problema che viene comunemente chiamato aborto floreale, la pianta, che avendo la fioritura molto lunga soffre molto in questo periodo di fioritura delle condizioni di tempo, cioè se ci sono più sbalzi termici legati anche a un temporale o una pioggia, gli viene più questo aborto floreale, che significa sostanzialmente che non tutti gli acini del grappolo riescono ad andare a formarsi. Quindi è un vino che è sempre stato, cioè è nel mito di tutte le famiglie di Savorniano semplicemente perché è sempre stato complicatissimo farlo e quindi diventa quasi una sfida nei confronti della natura riuscire a fargli l'impollinazione, che non vi dico con che metodi sulla pianta, tirando giù dei teli prima dei temporali per non Un fargli prendere lavorone acqua, mille pazzesco. cose. Poi dal punto di vista di vinificazione la tradizione dice che c'è l'appassimento delle uve, viene messo ad appassire per 1, 2, 3 mesi, dipende dalle aziende quanto si vuole concentrare. Il mio ha 2 mesi e mezzo di appassimento, appassimento senza forzature, perché gli appassimenti senza forzature, ossia finestre aperte per tutto il tempo autunnale, fanno sì che vengano dei vini poi un pochettino più bilanciati, più freschi. E poi fa un affinamento di 1 anno nelle botti di legno, e poi viene messo in bottiglia senza filtrazione per mantenere appunto questa sua grassezza che è accumulata durante l'appassimento, per mantenerla integra. Questo è il caso del mio piccolino in sostanza. Però tutti lo facciamo al Savorniano in una maniera abbastanza simile. Può essere fatto o come appassimento delle uve o lasciato sulla pianta a surmaturare, a prendere la botrite, la muffa nobile, che è un altro sistema di disidratare gli acini oltre che all'appassimento in sostanza. E con cosa ci consiglieresti di abbinarlo? Ma sai, il Piccolit è un grande vino da meditazione, allora quindi essendo da meditazione non avrebbe bisogno per forza di un abbinamento. Quindi lo abbiniamo con gli amici. Lo abbinate con gli amici, lo abbiniamo con gli amici, boh, no, l'abbinamento, ecco, io vorrei qua dire in maniera definitiva che non va abbinato con i dolci, ecco, perché è una cosa che veramente ha stancato tutti, piuttosto Sfatiamo con un qualche, mito. sì, con qualche formaggio stagionato, non di lunghissima stagionatura perché è un vino molto delicato, quindi va bene con dei formaggi a media stagionatura. Bene, ringraziamo Marco Sara per averci presentato il suo pregiatissimo Piccolit. Grazie a voi. Grazie.